Apriamo la Bibbia nell'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse. Non vi spaventate, quando si parla dell'Apocalisse, chissà cosa pensa uno, no? Invece c'è tanta consolazione in tutta la parola di Dio. Non so perché io vedo sempre l'amore di Dio in questo libro, perché questo libro ci parla proprio dell'amore di Dio. Vogliamo leggere Apocalisse capitolo 21 dal primo verso fino al verso 8. Alleluia. Apocalisse 21 dal primo verso fino al verso 8. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udii una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non sarà più, né ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio ogni cosa nuova. E aggiunse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veraci. Poi mi disse: è compiuto. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose, e io gli sarò Dio, ed egli mi sarà figlio. Ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Amen. Vogliamo accomodarvi. Gloria al nome del Signore. Sapete qual è il significato dell'Apocalisse? La parola Apocalisse vuol dire rivelazione, no? Ma nel linguaggio comune è diventato un significato brutto, quasi distruzione, no? Alleluia. Dio non vuole distruggere nulla. Lo sta già facendo l'uomo. Quindi Dio non distrugge, Dio edifica. Dio crea, trasforma. Amen. Alleluia. Amen. Ed è un bellissimo passo, perché soprattutto il verso 4 dimostra tutta la tenerezza di Dio verso i suoi figli, e asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. Riusciamo a vedere la tenerezza di Dio? Hai mai asciugato le lacrime ai tuoi figli? Gloria al nome del Signore. Non ci siamo abbassati, perché i bambini erano bambini, ci siamo fatti al loro livello, e senza avere nessun fazzoletto, proprio con le dita, no? Abbiamo asciugato queste lacrime. Gloria a Dio. Così farà il Signore un giorno, asciugherà ogni nostra lacrima. In questo mondo sta andando verso la distruzione, dolore, morte, guerre. I telegiornali sembrano concentrarsi sul dolore, e le immagini si concentrano sulla gente che urla, che piange,
dolore. Questo passo della scrittura ci rivela che Dio sta per fare tutto nuovo. Amen. Amen. Grazie, Signore. La parola di Dio ci dice che ci sarà un nuovo cielo e una nuova terra. Amen. Questo è il traguardo finale e la speranza del popolo di Dio, o no? Amen. È un nuovo mondo dove Cristo vivrà con il suo popolo in una pura perfezione. D'altronde del piano di Dio originale, il giardino dell'Eden, no? Era qualcosa di perfetto. C'era la perfezione assoluta. E questa perfezione è stata attaccata dall'errore dell'uomo, dal peccato dell'uomo che ha trasgredito l'ordine di Dio. È iniziata la contaminazione, la distruzione di quanto Dio aveva fatto in modo perfetto. Sta continuando fino ad oggi, ma grazie a Dio ha provveduto il suo figlio Gesù, Amen. affinché l'effetto del peccato non prevalga su ciascuno di noi. Amen. Alleluia, Signore. Alleluia. Dio ha tanto amato il mondo e io credo che non lo può distruggere se lo ha tanto amato. Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unico figliolo Gesù, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Alleluia. Non di meno, la scrittura ci dice che Dio sta per fare tutto quanto nuovo. Amen. Amen. Dio farà in modo che la perfezione ritornerà qui. Alleluia, alleluia. Ci stiamo avviando, siamo a buon punto, gloria al nome del Gloria a Signore. Gesù. Gesù sta per tornare. Amen. Alleluia. Se leggiamo il Salmo 102, versetti 25 e 26, dice così: nel passato tu hai creato la terra e i cieli sono opera delle tue mani, essi periranno ma tu rimani. Tutti quanti si consumeranno come un vestito, tu li cambierai come una veste e saranno cambiati. Amen. Amen. Gloria al nome del Signore. Una nuova terra diventerà la dimora di Dio e del suo popolo. Alleluia. Alleluia. Abbiamo letto al versetto 1: il mare non c'era più. In questa rivelazione, in questa visione che Giovanni vede, in questa nuova creazione, nuovo cielo, nuova terra, non c'è il mare. È la dimostrazione del fatto che la nuova terra non sarà solo rinnovamento di quella vecchia, ma sarà completamente diversa. Gloria a Gesù. Sulla terra attuale il mare è necessario per sostenere la vita, fornendo ossigeno nel ciclo della vita. Il mare è necessario, origine dal mare la vita, insomma. Fornisce ossigeno all'atmosfera e a tutto il pianeta poi di conseguenza, ma nella nuova terra non ce ne sarà bisogno. I mari della terra attuale hanno stabilito barriere e confini tra i popoli, ma un giorno non ci saranno barriere e non ci saranno confini, perché tutti i popoli sapranno stare insieme. Alleluia. Amen. Non ci sarà guerra, perché l'armonia di Dio regnerà, Amen. Alleluia. la pace di Dio. Alleluia. Versetto 2 si parla della nuova Gerusalemme. In Galati 4, versetto 26, leggiamo che la nuova Gerusalemme esiste già. Paolo scrive così: ma la Gerusalemme di lassù è libera ed è nostra madre. Usa il verbo essere, è libera la nuova Gerusalemme, esiste già e presto scenderà sulla nuova terra come la città di Dio, che Abramo e tutto il popolo fedele a Cristo hanno atteso. È la città di cui Dio è architetto e costruttore. Amen. Alleluia, Gesù. Filippesi capitolo 3 versetto 20, Paolo dice così: quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli. Amen.
Amen, fratelli e sorelle. La nostra cittadinanza è nei cieli. Amen. Amen. Parla di qualcosa che è, esiste e che esisterà sempre. Noi crediamo alla vita eterna. Amen. Amen. C'è vita eterna nell'accettare Gesù. Amen. Quando si accetta Gesù si ha accesso alla vita eterna. Alleluia. C'è una vita che lasceremo qui sulla terra, ma c'è un'esistenza in noi che continuerà ad esistere. Questa è l'eternità di Dio. Quindi, quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, dice l'Apostolo Paolo. Quindi la nuova terra diventerà la dimora di Dio e la nuova Gerusalemme sarà la capitale di questa nuova terra. Amen? Cosa leggiamo in Genesi? Che Dio camminava con l'uomo nell'Eden. Dio stava insieme all'uomo. Questo è il piano di Dio, riportare le cose come erano prima. Amen. Amen. Prima non c'era morte. L'uomo non piangeva, non conosceva il dolore, la tristezza, la delusione, l'abbandono, la perdita di una persona cara. No, queste cose l'uomo non le conosceva, le ha conosciute dopo, come conseguenza del proprio errore, della disubbidienza a Dio. Versetto 4: asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, gli effetti del peccato come il cordoglio, il dolore, la malattia, la tristezza, la colpa, la morte non ci saranno più, Amen. poiché le cose malvagie legate alla prima creazione spariranno. Sebbene i credenti glorificati conservano i loro ricordi, evidentemente non avvertiranno più il dolore delle cose che hanno provocato il loro rimpianto, sofferenza o tristezza. Se leggiamo Isaia capitolo 65, versetto 17, è scritto così: poiché ecco, io creo nuovi cieli e una nuova terra. Non ci si ricorderà più delle cose di prima. Esse non torneranno più in memoria. Amen. Amen. Questo mi fa capire che nell'eternità, alla presenza di Dio, un giorno, noi avremo la nostra coscienza. Ma tutte le sofferenze di prima, il cordoglio che abbiamo vissuto, il dolore, non troveranno posto nella nostra memoria, non ce ne ricorderemo più. Amen. Amen. Gloria al nome del Signore. Versetto 6 leggiamo: a chi ha sete. Altrove è scritto: chi ha sete beva. A chi ha sete è un invito a quanti hanno spiritualmente sete ad andare a Cristo e bere la sua acqua viva, Alleluia. che simboleggia la vita data dallo Spirito Santo attraverso la salvezza. Amen. Quando ci si converte, si accetta Cristo, si ottiene salvezza. La nostra anima trova ristoro. Amen. Quindi la pienezza, il continuo rinnovamento spirituale attraverso la comunione con Dio. Questo è bere. Bere da Cristo Gesù, dissetarsi continuamente alla fonte dello Spirito è il segreto per essere dei vincitori. Amen. Versetto 7, appunto, i vincitori. A chi vince? Quanti perseverano fedelmente nella loro devozione a Cristo sono i vincitori ed erediteranno le benedizioni del nuovo cielo e della nuova terra. A chi vince. Amen. Amen. Insomma, la vita del credente è come una competizione. Dobbiamo fare in modo di arrivare al traguardo. Amen. Amen. Lo vuoi il traguardo? Vuoi tagliare il traguardo? Amen. Amen. Dobbiamo arrivare fino alla fine, Alleluia. fedeli al Signore, amen, consacrati a Lui,
Alleluia. Versetto 8 parla dei codardi. Chi sono i codardi? Poi vengono anche menzionate diverse categorie di persone. Abbiamo letto i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri, i bugiardi. Fa questo elenco la scrittura. I codardi sono quelli che non hanno fiducia in Dio e danno più peso all'opinione degli uomini piuttosto che alla fedeltà a Cristo. Abbi pietà, Signore. Insomma, per servire il Signore ci vuole coraggio. Amen. Ma non nel senso cattivo del termine. Noi siamo coraggiosi. O no? E se non lo siamo dobbiamo essere coraggiosi. Amen. Alleluia. Dobbiamo avere coraggio nel testimoniare di Cristo. Amen. Testimoniare di Cristo, avere coraggio di andare contro tendenza. Se il mondo va verso il peccato e la morte eterna, noi andiamo verso la vita. Amen. 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 Il coraggio di esprimere la nostra fede, Amen. il coraggio di annunciare l'Evangelo. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Non dobbiamo tirarci indietro. Chi si tira indietro è il codardo. I credenti non scendono a compromessi, non rinunciano al combattimento spirituale contro il peccato. Gloria a Dio, amen. C'è un combattimento e la parola di Dio lo chiama il buon combattimento. L'Apostolo Paolo parla del buon combattimento della fede, perché la nostra guerra non è contro le persone, ma contro principi, potestà, contro spiriti, contro entità che non vediamo ma che esistono e che influenzano la vita delle persone. Questa è l'opera di Satana. Noi siamo chiamati a combattere queste cose. Amen, gloria a Dio. Amen. Alleluia. Non c'è spazio per gli increduli, coloro che non hanno mai creduto, non hanno mai confidato in Dio, hanno respinto la verità di Cristo. Oppure gli increduli sono quelli che hanno creduto in Cristo ma poi hanno abbandonato la loro fede, e ce ne sono tanti di questi. Poi parla degli abominevoli, che hanno un comportamento che offende direttamente Dio e provoca la sua indignazione, fanno cose abominevoli agli occhi di Dio. Peccano, si danno al peccato, amano il peccato, vogliono soddisfare la propria carne. Vanno contro i principi della parola di Dio. Per questi non c'è spazio in questo ambiente perfetto che Dio ha preparato per noi. Gli omicidi, coloro che privano della vita altre persone direttamente o anche con scelte e azioni. Attenzione, perché l'omicida non è solo chi uccide, ma nella legge c'è anche il mandante, chi ha lo stesso valore. Il mandante e l'omicida per la legge hanno la stessa colpa. Il mandante non uccide direttamente, ma è lo stesso ugualmente colpevole. Amen. 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 Per questo, cari del Signore, preghiamo per chi governa. Per chi governa. È facile bombardare, è facile mandare truppe, è facile fare tutto. Mandano altri, mandano soldati, obbligano a uccidere. Ma chi manda ha le stesse colpe di chi è lì. Non c'è spazio per i fornicatori.
sono quelli che commettono e partecipano ad atti e comportamenti che superano i limiti di Dio per quanto riguarda la sessualità. E anche queste cose vediamo nel mondo. Ormai i limiti sono superati. È veramente disgustoso a volte vedere certe cose e accendere anche la televisione. Perché mentre vuoi vederti qualcosa che ti può piacere, c'è una pubblicità che tu capisci e dà un messaggio che non è buono, un messaggio che vuol far apparire delle cose non normali come normale. Esatto. Non è normale. Certe cose, fratelli e sorelle, non sono normali, non sono nel piano di Dio. Perché non dobbiamo dirlo? Amen. Amen. Perché stravolgere il piano di Dio? Alleluia. I fornicatori, gli stregoni, coloro che si dedicano alla magia, praticano sortilegi, rituali occulti, di religioni pagane. E ci sono anche quelli che adorano Satana. Ci sono le chiese di Satana, sapete, satanisti. Fanno il culto a Satana, come noi facciamo il culto a Dio. Loro fanno il culto a Satana. Gloria al Signore. Non ci sarà spazio per gli idolatri, cioè quelli che adorano falsi dei, ponendo qualcuno o qualcosa al posto dell'unico solo e vero Dio. Questo è l'idolatro. Per i bugiardi non ci sarà posto. Per i bugiardi, coloro che vivono e agiscono in modo ingannevole e ipocrita, compresi anche quelli che falsificano la parola di Dio, e ce ne sono tanti. Alleluia, amen. 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 Conclusione, noi stiamo in attesa di una nuova terra, di dei nuovi cieli, amen, dove vivere l'eternità con Dio che asciugherà ogni lacrima. Amen. È una bella speranza, amen, alleluia. Ripeto, oggi più che mai stringiamoci a Cristo Gesù, Amen. più che mai sforziamoci di amare di più il Signore. Amen. Oggi più che mai chiediamo alla fonte d'acqua viva di bere della sua acqua Alleluia. e chiediamo al Signore di diventare canali dove quest'acqua che sgorga da Lui possa indirizzarsi verso altri che possano bere da questi canali che noi siamo. Amen. Amen. Alleluia, oggi più che mai cerchiamo la forza dello Spirito Santo, il battesimo dello Spirito Santo. Amen. Amen. Consacriamoci al Signore. Servire il Signore è qualcosa di serio e di reale. Alleluia. Mi viene in mente una esperienza fatta da ragazzo che voglio raccontarvi. Quando ero lontano dal Signore, mi ero sviato, lavorando in una televisione privata, e facevamo queste trasmissioni di maghi, no? Mi è venuto in mente, parlando così, degli stregoni. E volendo, non volendo, sapete, se abbiamo fatto amicizia con un mago. E una volta sono andato pure a trovarlo nello studio dove ricevevo. Mi parlava di certe cose. Io ero lontano dalla grazia di Dio. Però comunque qualcosa in me si stava svegliando. Percepivo che non era qualcosa di buono. Mi fece entrare in una stanza
dove faceva i suoi riti. Ripeto, io ero lontano dalla grazia di Dio, però mi ha detto: no, tu qui non puoi stare. Perché? No, esci subito, non puoi stare qui. Io ero lontano dalla grazia di Dio, ma il Signore era con me, Alleluia. perché si pregava per me, pregavano per me. E quella strada che potevo prendere e mi portava alla morte eterna, non l'ho presa. Ed è una vittoria di Cristo, Amen. che oggi predico la sua parola. Amen. 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 Alleluia. Ho visto cose che veramente non si può dubitare della potenza di Dio e che esiste qualcuno che vuole diventare come Dio. Ma Dio è onnipotente. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Amen. 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 Potrei raccontarvi tante cose. Ho visto possedute andare indietro davanti alla potenza di Dio. Persone liberate. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Una volta in chiesa abbiamo pregato per una coppia che era posseduta. Il Signore l'ha liberati. Alleluia. Alleluia. Cerchiamo la potenza di Dio. Amen. Amen. Alleluia. Un giorno vogliamo poter stare nell'eternità insieme a Dio. Alleluia. La vita eterna è qualcosa da non irreale o irraggiungibile. La vita eterna è già per noi, c'è già. Amen. Alleluia. Alleluia. Adesso siamo obbligati a vivere in questo mondo condizionato dal peccato, ma un giorno Dio asciugherà le nostre lacrime. Amen. Amen. Gloria a Dio. Sforziamoci di predicare l'Evangelo. Amen. Parliamo di Gesù che è libertà, vittoria, amen, ed è vita eterna, Amen. ed è salvezza. Alleluia, anche se sembra che le persone poi ci mandino a quel paese, non ha importanza. Io parlerò di Cristo sempre e ovunque sarò. Amen. 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 E ringraziamo il Signore che ci ha messi nella nostra Italia. Ci sono posti nel mondo dove non è possibile predicare l'Evangelo. Purtroppo. E comunque i nostri fratelli sono determinati e continuano a predicare l'Evangelo. Amen. Rischiano in carcere, qualcuno viene incatenato, qualcuno viene ucciso, ma comunque l'Evangelo va sempre avanti. C'è sempre qualcuno che non si piega, perché noi annunciamo Cristo Gesù, sapienza e potenza di Dio. Amen. 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 Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi, cari del Signore.